Siamo nel quartiere di Fontanelle e quelle che vedete sono le palme del viale Sicilia lasciate tra le sterpaglie e senza alcuna cura. Il Comune aveva emesso recentemente l'ordinanza numero 45 sull'obbligo dei privati a bonificare i propri spazi. Ma cosa fanno sindaco ed assessore Alverde per quanto riguarda questi spazi che non sono affatto privati? Non fanno proprio nulla, malgrado le segnalazioni e malgrado siamo arrivati a metà giugno con il caldo di questi giorni. Se le palme del viale Sicilia dovessero bruciare, sarebbe un delitto annunciato, una colpa grave di un comune sordo ad ogni richiamo e latitante nei quartieri come Fontanelle, dove ancora non si sono visti gli addetti al decespugliamento per rendere le strade e i marciapiedi un tantino decenti e percorribili. Ecco, questa del verde pubblico è una storia triste. Il nuovo assessore al verde avrebbe dovuto provvedere intanto quantomeno a fare eliminare le erbacce che sono causa di allergie, ma non si è fatto neppure questo, quando sembra già piena estate. Al sindaco di Agrigento si rivolgono i cittadini di Fontanelle stanchi e sfiduciati perché l'amministrazione comunale finora non ha saputo dare nessuna risposta ai problemi come appunto quello della pulizia che costituisce il massimo della vergogna.